Siamo a Milano per la 18ª edizione del Festival del Volontariato, quindi 18 anni, signora Sindaca. Beh, noi siamo particolarmente orgogliosi perché Milano è da moltissimi anni città solidale e ha deciso proprio anche di darsi questo titolo proprio per la sua importante vocazione per il mondo del volontariato, per le tantissime associazioni che costituiscono il tessuto sociale della nostra comunità e lo rendono sempre vivo e proattivo. Oggi qui partecipano 50 associazioni, però vale la pena di ricordare che Milano credo abbia più di 160 associazioni iscritte all'albo e quindi è sicuramente una città molto viva. Possiamo dire che appunto 50 sono più di 160, quindi 50 associazioni delle più varie, andiamo dall'Avis alla Protezione Civile, ce ne parli un po'? Sì, volevo sottolineare che il passaggio al festival dalla semplice festa è stato diciamo, dettato dal desiderio di riuscire a mettere in vetrina questa miriade di associazioni e queste centinaia e centinaia di persone che si impegnano tutti i giorni in favore di chi è svantaggiato, di chi è più fragile nella nostra comunità, e poi anche per mettere tra di loro in relazione le associazioni, perché moltissime operano in un campo ristretto e quindi un pochino sono chiuse nel piccolo della loro attività. Quindi il festival è un primo tentativo di creare una piazza in cui la città incontri il volontariato si incontri con le altre realtà e assieme costruiscono magari qualche cosa di diverso e di più adeguato ai bisogni di oggi, che rispetto a quelli di 10 o di 20 anni fa sono molto ma molto cambiati. Quest'anno anche abbiamo l'occasione del gemellaggio con la Festa della Pace. Eh beh sì, 4 anni credo è la quarta edizione della Festa della Pace che storicamente si teneva appunto a fine maggio e mi pare un importante connubio perché comunque allora siamo passati dalla Festa del Volontariato al Festival del Volontariato dopo 18 anni e parte anche del mondo del volontariato sono le tante associazioni che si occupano di cooperazione, diritti umani, educazione alla legalità. Serve sempre. Naturalmente l'appuntamento sarà per l'anno prossimo, immagino. Sì, l'anno prossimo nello stesso periodo e con un'organizzazione che speriamo sia ancora più, come dire, più studiata e meglio integrata. Ultima domanda, tanti gli eventi, tanti gli appuntamenti che riguardano il Comune di Milano, non da ultimo la scorsa settimana Giorgio Cavazzano con fumettista del Topolino. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Perché non è inutile dire nei prossimi mesi, sì, sicuramente sarà nei prossimi giorni. Venerdì 1° giugno abbiamo la festa dello sport che è anche un momento così di conclusione per le scuole primarie e l'ultimo anno della materna, usiamo il termine classico, per i progetti dello sport e scuola e quindi ai nostri impianti sportivi ci sarà questa bella giornata in cui anche ci sarà la possibilità non solo di fare magari lo sport che si conosce meglio e di provarlo, ma anche tanti altri. Poi sempre la stessa giornata abbiamo la cittadinanza simbolica. Anche questo è un appuntamento che si ripete da 4 anni per i bambini che sono nati nel nostro comune, che sono integrati e fanno parte del nostro tessuto e sempre con l'aiuto fondamentale del mondo della scuola e degli insegnanti e dei loro compagni. A metà giugno avremo degli eventi qui in piazza un po' sul tema, mi pare, dello street food, portiamo questa novità e poi inizierà a metà giugno anche in collaborazione con la libreria Mondadori l'evento che abbiamo sempre di musica e libri che faremo qui in Calle Ghirardi e poi c'è anche il Summer Festival, insomma un'estate piena e ricca di eventi. Quindi basta andare sul vostro sito, sul sito del Comune di Milano e sicuramente avremo tutte queste informazioni. Sì, certo, anche il profilo Facebook, che è adesso un metodo un po' più nuovo. Ecco, approfitto per ringraziare nuovamente il maestro Giorgio Cavazzano che ci ha donato un bellissimo pomeriggio a tutti noi e anche a tanti del territorio.